Sono riprese sin dalla mattinata a livello provinciale le ricerche di Mattia Testi, il 19enne scomparso dal 4 giugno da Spinea, dalle attività di localizzazione svolte nelle scorse ore da via Bennati, sempre a Spinea dove il 19enne si trovava durante la sua ultima apparizione. Attraverso il GPS non è emerso niente, racconta il sindaco Franco Bevilacqua. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, con le unità cinofile, i carabinieri con delle unità, la polizia comunale con delle unità e la protezione civile sia quella di Venezia che quella di Spinea. Quindi si è fatta una ricerca a tappeto in una zona dove potenzialmente poteva esserci il ragazzo. Ora il ragazzo non è stato trovato e questo è positivo per alcuni versi. E questa è la ragione per la quale le ricerche si sono estese oltre il territorio comunale. Grande la preoccupazione di tutta la comunità, in primis della famiglia di Mattia, per questa scomparsa ancora senza un perché. L'unica cosa certa è che il 19enne, prima di non dare più notizie di sé, sembra avesse litigato con l'amico con cui si era trovato nel vicino parco e che in un momento di rabbia avesse rotto il cellulare dopo averlo gettato a terra. Noi non abbiamo una conoscenza esatta dei fatti che sono accaduti, ma comunque sicuramente anche in una discussione tra amici non sono certo cose di gravità inaudita, per cui la scomparsa ha sorpreso tutti, anche gli amici, che sono come la famiglia, sono preoccupati anche loro e noi come comunità siamo preoccupati. L'amministrazione comunale, in costante contatto con le forze dell'ordine, sta seguendo la vicenda con grande apprensione, rinnova la vicinanza ai familiari e lancia un appello a Mattia affinché torni a casa presto. Avverti la famiglia che ti hanno cercato, li stanno cercando in maniera abbastanza anche preoccupate, perché quando uno si allontana senza comunicare nulla, una persona, io lo vedo penso da padre, mi preoccuperei insomma di quello che succede, tutti pensano magari al peggio, speriamo che non sia così e noi ci aspettiamo insomma che magari anche le autorità che sono sempre state molto efficienti in qualche maniera riescono, estendendo la ricerca, a trovarlo.